Alleluia. Vogliamo aprire la Bibbia, se non c'è nessun altro vuole testimoniare. Apriamo la Bibbia all'Evangelo secondo Marco, capitolo 2. Leggeremo dal primo verso fino al verso 12. Marco, capitolo 2, dal primo verso fino al verso 12. Abbiamo Nathan che traduce, vero? Alla nonna. Gloria al Signore. Dio ci dia grazia di comprendere. A me vi chiedo di alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Così troviamo scritto: dopo alcuni giorni Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli annunziava loro la parola. E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da 4 uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dove era Gesù. E fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Erano seduti là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: perché costui parla in questa maniera? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non uno solo, cioè Dio? Ma Gesù capì subito con il suo spirito che essi ragionavano così dentro di loro e disse: perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, disse al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Amen. Il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Sicché tutti si stupivano e glorificavano Dio dicendo: una cosa così non l'abbiamo mai vista. Alleluia. Amen? Amen. Andiate ad accomodarvi, gloria al Signore. Questa sera mi piacerebbe dire la stessa cosa: una cosa così non l'ho mai vista. Perché il Signore opera sempre. A volte non ce ne rendiamo conto, ma il Signore opera sempre. Amen. A volte con miracoli eclatanti, visibili a tutti, come può essere una guarigione di un paralitico. E a volte opera in un modo che gli altri non vedono, ma sta operando nel cuore di qualcuno. E noi non lo possiamo vedere. Ma il Signore vede. Alleluia. Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si era saputo che era in casa di qualcuno e inizia a radunarsi tanta gente, ma tanta gente che troviamo scritto nella parola neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere questa folla. Cosa faceva Gesù? Non stava compiendo dei miracoli. Stava parlando. Alleluia. Amen? Amen. Egli annunziava loro la parola. Alleluia. La cosa più importante è la parola. Alleluia. Amen? Amen. Nel culto, il punto principale del culto è la parola. Amen. Gloria a Dio per i cantici. Amen. Bello. Come dicevo stamattina a Vittorio, non so cantare, ma abbiamo sbagliato qualche cantico a cantare, ma comunque si sentiva lo stesso la presenza del Signore.
Anche se sbagli a cantare, qualcuno si distrae, ma se rimani concentrato, tu senti la presenza del Signore, perché si canta con il cuore. Alleluia. Amen. Alleluia. E poi arriva la preghiera, gloria a Dio, anche lì una bella atmosfera di adorazione. E poi c'è la parola di Dio, che è il punto principale del culto. Vedete, Gesù prima di ogni cosa annunciava la parola. Alleluia. Quelle persone, quella folla, magari avevano bisogno di tanti miracoli. C'era chi era ammalato, che aveva un handicap, che aveva una malattia inguaribile. Ma soprattutto Gesù capisce che le persone hanno bisogno di ascoltare la sua parola. Amen. Alleluia. E ancora oggi non è cambiato nulla. Le persone hanno bisogno di ascoltare la parola di Dio, che è una buona parola. Alleluia. Il Vangelo, la buona notizia. Qual era la buona notizia di allora e qual era la buona notizia di oggi? Che Gesù perdona i nostri peccati. Amen? Amen. Questa è la buona notizia. Che per noi c'è salvezza se lo vogliamo. Che non dobbiamo pagare soldi per avere questa salvezza. Ma per amore di Dio nel suo figliolo Gesù, perché lo abbiamo accettato nella nostra vita, noi abbiamo la vita eterna, la salvezza. Non la morte spirituale, ma vita eterna. Non separazione eterna da Dio, ma comunione e vita eterna con Dio. A me c'è una notizia più bella di questa. Gloria al Signore. Mentre Gesù annunciava la parola, vennero a lui alcuni con un paralitico. Non poteva andare da solo da Gesù. Alleluia. Probabilmente aveva questi 4 amici che tenevano a lui. E hanno deciso, guarda, sappiamo che a Capernamo, in quella casa, c'è Gesù, c'è il Nazareno, c'è colui che dicono è il Messia. Ha compiuto tanti miracoli. Chissà se non può guarire anche te. E io credo che ci voglia impegno, vero? Portare un letto con un ammalato non è cosa leggera, è un peso. Ci vuole determinazione, no? Volontà, forza fisica, sacrificio. In più, pensate, non potevano entrare per l'ingresso principale perché c'era tanta folla. Ci andavano da un'altra parte. Da sopra. Pesante, no? Portarsi sopra sul tetto il letto con l'ammalato. E non è facile perché una volta su, le tecore, la paglia, non so come era fatto il tetto, scoperchiare, che determinazione. Dio ci dia grazia di essere determinati Amen. nel portare anima a Cristo. Amen. Vogliamo portare le persone a Cristo. Amen. Alleluia, con determinazione, non così tanto per. Un'anima costa. Siete d'accordo? Amen. Costa a volte telefonate, soldi, benzina, costano. Si fa tutto per il Signore, Amen. per strappare anime al nemico. Amen. Amen? Alleluia, gloria al Signore. C'è gioia nel cielo quando un peccatore viene non guarito fisicamente. Non c'è gioia nel cielo quando un ammalato viene guarito. La gioia è solo nostra. Ma nel cielo c'è gioia, c'è festa quando un peccatore si ravvede. Amen. Alleluia. Amen? Alleluia. Gloria al Signore. Quell'uomo aveva bisogno di guarigione, era paralitico. Scoperchiano e calano davanti a Gesù, calano il letto con le corde, non so cosa abbiano fatto. E Gesù si trova quel letto e quell'ammalato.
E notiamo, Gesù, veduta la loro fede, ha visto la fede di quei 4 uomini e la fede anche di quel paralitico che ha consentito, no? Noi possiamo portare l'anima a Cristo, ma non possiamo forzarli. Bisogna che ci sia il consenso, o no? Altrimenti inviti, ma se non c'è il consenso è tutto inutile. Gesù, veduta la loro fede, quegli uomini si sono mossi per fede. Avevano fiducia in Gesù. Questi sforzi saranno ripagati. Amen. Il nostro sacrificio, il nostro lavoro sarà ripagato. Perché quando giungeremo a Gesù, Lui ci darà la ricompensa. Gloria al Signore. E così è stato. Gesù, veduta la loro fede. Ma cosa vede Gesù prima di ogni cosa? Vede la tua fede. Quando chiedi al Signore, il Signore non fa mai l'analisi logica delle parole che tu dici. Non farà mai l'analisi grammaticale della tua preghiera e non ti dirà mai hai sbagliato a parlare. Ma quello che vede il Signore è la tua fede. Amen. Amen. La richiesta al Signore deve essere supportata dalla fede. Credi tu questo? Disse un giorno Gesù alla sorella di Lazzaro. Io ti dico che tuo fratello è risuscitato già. Io sono la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Signore, io credo. E allora se credi, tutto è possibile per chi crede. Se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Quello che guarda Gesù è la fede. Gesù, vista la loro fede, veduta la loro fede, dice qualcosa. Sapeva Gesù che gli uomini erano lì per la guarigione. Ma Gesù sa che quell'uomo, prima di tutto, prima della guarigione, aveva bisogno di un'altra guarigione ancora più importante, della guarigione spirituale. Ci sono malattie fisiche e malattie spirituali. Allora, fratelli, meglio guarire dalle malattie spirituali. Poi il Signore può anche guarire dalle malattie fisiche. Ma prima di tutto vogliamo dire, Signore, guariscimi nello spirito. Guarisci la mia anima, il mio cuore ferito. Guariscilo, Signore. Il nostro cuore a volte è ferito. O no? È talmente ferito che a volte sanguina, perde sangue, nessuno lo vede, ma c'è tanta ferita, una ferita aperta nel nostro cuore e non c'è medico che possa intervenire, solo uno può intervenire, è colui che ha creato il nostro cuore, colui che ci ha formati, il nostro creatore, il nostro Dio. Lui può intervenire dentro di noi e può sanare le ferite del nostro cuore. Alleluia! In questa sera credo che abbiamo bisogno che il Signore intervenga dentro di noi, perché dentro di noi ci ammaliamo, anche ascoltando, vedendo cose che non dovremmo vedere e ascoltare cose che non dovremmo ascoltare. Ci ammaliamo, assorbiamo del veleno che non dovremmo assumere e in qualche modo nuoce all'anima nostra. Questa sera il Signore vuole guarirci. Amen. Alleluia. Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: figliuolo. Lo chiama figliuolo. Figliuolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Amen. Amen. Gesù aveva già perdonato i suoi peccati. Aveva già cancellato tutto il suo passato. E questa dichiarazione suscita perplessità, opposizione tra i religiosi che erano lì in quella sala.
Questo bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio? E chi c'era lì? Non c'era Dio? Gesù è Dio, amen. È Dio in forma umana. Ma le persone non credevano, i religiosi non credevano, quell'uomo sta bestemmiando. Gesù, che conosce ogni pensiero dell'uomo, dice qualcosa che li disarma tutti. Intanto svela il loro pensiero. Ma perché state parlando così? Perché fate questi ragionamenti nei vostri cuori? E poi dice, che cosa è più facile? Dire al paralitico i tuoi peccati ti sono perdonati? Oppure dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ragioniamo un po', qual è la cosa più facile? È dire i tuoi peccati sono perdonati, tanto nessuno può vedere altro, no? O no? Bisogna solo accettare quello che si ascolta. Ma quando dici invece alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina, è più difficile dirlo. Perché se poi non avviene, che figura fai? E Gesù dice, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, io ti dico, si rivolge a quel paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E così avviene. Amen? E se avviene la guarigione fisica, se è avvenuta la guarigione fisica nel cospetto di tutti, possiamo sicuramente credere che è avvenuta l'altra guarigione prima, vero? Quello che nessuno ha potuto vedere. Ma quell'uomo ha ricevuto il perdono da parte di Cristo, il Figlio di Dio. I tuoi peccati ti sono perdonati. Alleluia! Alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E il paralitico si alzò subito, prese il suo lettuccio, non erano più gli altri a prendere il letto, non erano più gli altri a prendere il letto di quell'uomo, ma lui stesso prendeva il suo lettuccio e se ne andò via in presenza di tutti. Che grande testimonianza, è vero? Alleluia! Abbiamo oggi bisogno, ancora oggi, della testimonianza. È una promessa del Signore. La parola di Dio sarà accompagnata con segni e prodigi. Amen. Alleluia. Quando parla il Signore avviene sempre qualcosa. Non credere che quando ascolti la parola di Dio te ne torni a casa così come sei entrato. Se l'ascolti realmente, la realizzi nella tua vita, accadrà qualcosa dentro di te. Ci crediamo? Amen. Alleluia. Il Signore può anche guarire fisicamente. E molti preferiscono più la guarigione fisica che quella spirituale. Meglio la guarigione spirituale. Poi quella fisica, gloria a Dio. Signore, io so che tu lo puoi. Se tu vuoi, tu lo puoi fare. E se tu non vuoi, Signore, l'importante è che l'anima mia è al sicuro in te. Che i miei peccati sono perdonati, o no? Alleluia! È bello sentirsi dire i tuoi peccati ti sono perdonati. Nessun senso di colpa, una leggerezza nell'anima, È una gioia ineffabile. Gioia, perché sai di non avere nessun senso di colpa, perché a un certo punto il Signore ha preso i pesi del tuo cuore, i peccati, le trasgressioni, la sporcizia che era dentro di te e ha fatto un'opera di pulizia straordinaria. Amen? Perché il sangue di Gesù ci lava e ci purifica ancora oggi da ogni peccato. Noi crediamo alla parola di Dio. Alleluia, ecco perché con fiducia ci rivolgiamo al Signore. Quando dentro di noi sappiamo che c'è qualche peso, qualche trasgressione che ci impedisce di godere appieno della presenza del Signore. Andiamo con fiducia al Signore.
Ed è scritto che quando confessiamo i nostri peccati al Signore, Egli è potente ed è giusto, amen, da perdonare i nostri peccati. Gloria al Signore, l'unico che può perdonare i peccati è il Signore. Non c'è uomo sulla terra che ti possa dire, affinché tu possa trovare il perdono, fai questa penitenza. Non c'è uomo che possa dirti questo. Se qualcuno te lo ha detto, sappi che non ha nessun effetto sul perdono dei tuoi peccati. Ma chi può perdonare i peccati è uno solo, ancora oggi, ed è Gesù. Alleluia, amen. Gloria al Signore. È una bella lezione di amicizia, vero? Di fiducia nel Signore. È un completo arrendersi a quello che è il volere di Dio. Alleluia, così dobbiamo fare. Io so che Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno, non cambia mai. Lo stesso Gesù che noi oggi invochiamo, preghiamo, adoriamo, è lo stesso Gesù che ha detto a quell'uomo: figliuolo, i tuoi peccati sono perdonati. Guardate che quegli uomini, i 4 amici, non è che hanno fermato Gesù, ma scusami Gesù, noi non siamo venuti qui per i nostri peccati. Noi siamo venuti fin qui perché quest'uomo è paralitico, guariscilo. Hanno solo portato l'ammalato lì ai piedi del Signore. Fai tu, Signore. Cosa ha bisogno di quest'uomo? Tu lo sai. Amen? Amen. Il Signore poteva dire: rimani con la tua malattia, ma sappi, i tuoi peccati sono perdonati. Amen? Ma siccome ha voluto dare una chiara dimostrazione della sua potenza e della sua autorità, ha meravigliato tutti. A questo serve il miracolo. A meravigliare gli altri e noi stessi. Amen? A fare del bene materiale a noi. Ma prima di tutto abbiamo bisogno di un bene spirituale. Ma ripeto, affinché la potenza di Dio possa essere chiara, il Signore ha fatto un'opera completa, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista spirituale. Possiamo dire gloria a Dio? Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore? Abbiamo qualcuno da portare al Signore? C'è una lista lunga, mia moglie fa segno. Abbiamo amici, conoscenti. Considerate, queste persone sono come paralitici. Cioè da soli sono incapaci di andare al Signore. Però tu puoi portarlo al Signore. Se veramente lo vuoi. Ma fratello, l'ho invitato tante volte a venire in chiesa. Se vuoi, veniamo a casa tua. Possiamo escogitare quest'altra cosa, no? Quegli uomini non potevano entrare la strada principale, era tutta piena di folla, confusione. Però dobbiamo portarlo a Gesù. E hanno pensato un altro modo, sono riusciti. Guarda, se tu non puoi venire in chiesa, se vuoi, possiamo prenderci un caffè insieme, veniamo con qualcuno e preghiamo insieme, leggiamo la Bibbia, vuoi? Fratelli, ci possiamo impegnare in questo modo. Lo possiamo fare? Io credo che lo possiamo fare. Se quegli uomini hanno portato quel letto che era pesante, è meno pesante, fare una visita, che dite? Impegniamoci, tutto quello che facciamolo per l'opera di Dio, per la gloria di Dio, affinché un'anima sia salvata. Poi sarà lui a decidere, lei a decidere cosa vorrà fare, ma l'importante è che la parola è giunta, o no? L'opportunità di salvezza gli è stata data. Questo è importante, perché le persone non possono da sole andare da Gesù. Siamo noi che dobbiamo portarli a Cristo. Noi dobbiamo essere come quegli amici. Amen.
sei un'amica, un amico, un conoscente, parla del Signore. Invita a venire in chiesa. E se non può venire in chiesa, non vuole, probabilmente al 99% ti dirà no. Guarda, allora vengo io insieme a qualcun altro e preghiamo il Signore, ti parliamo di Gesù. Facciamo questo e preghiamo il Signore prima di ogni cosa. Che sia una nuova opportunità. Amen? Andiamo a alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore.